Rosario Marchese Ragona, presidente di Confagricoltura Agrigentina. Ecco, una situazione sicuramente grave, quella in cui il maltempo ha provocato tanti danni appunto all'agricoltura agrigentina. Se lei ci può fare un po' un resoconto, considerando che lei è uno degli attori principali dell'agricoltura della nostra provincia? Ma dico, fare un resoconto oggi è ancora presto, perché i danni a oggi ritengo sono inquantificabili. Stamattina stiamo facendo un ulteriore giro nell'area, ritengo molto colpita, più colpita, Naro, mi riferisco a Naro, a Canicattì, a Licata, Campobello, un po' questa areale dove si sono sommate delle piogge alluvionali, della grandine e del vento impetuoso. Olive non ce ne sono più, sono tutte a terra, i vigneti che dovevano essere raccolti sono sott'acqua, difficilmente potranno essere le uve da tavola raccolte e lavorate, perché ora si aggiunge delle muffe che già erano presenti a causa del cracking. Quest'anno è un'annata memorabile per le uve da tavola. Non esiste più una viabilità rurale, abbiamo difficoltà a muoverci anche con i fuoristrada, le strade sono allagate, sono piene di fango, asfalto divelto. Devo dire brutta, è veramente una situazione emergenziale per la nostra agricoltura. Facendo un giro per la piana di Licata ci sono delle culture sott'acqua, mi riferisco ai carciofi, ai tunnel di ortaggi che ci sono. Non è meno la situazione nella Riberese, nel Cercense, dove gli agrumeti e gli uliveti, le produzioni sono state seriamente compromesse. Devo dire un quadro devastante. Quindi arrivati a questo punto cosa farete? Ma noi già ci siamo mossi, già da ieri abbiamo mandato tutta una modulistica per la calamità, ma qua secondo me dovremmo andare oltre la calamità, la legge della calamità, la 102. Credo che è necessario da parte degli organi competenti un riconoscimento di una calamità naturale totale, cioè andiamo oltre la delimitazione territoriale, perché un po' tutta la provincia è stata investita, un po' tutte le culture in atto sono state danneggiate. Va oltre anche il sistema assicurativo, perché la normativa prevede un sistema assicurativo, ma mi creda, molto oneroso per gli agricoltori e di fatto poco poi remunerativo o comunque poco risarcitorio per i danni. Quindi chiederete i danni alla Regione? Pensate che la Regione possa in qualche modo venirvi incontro, lo Stato, non so? Ma senta, già delle prime dichiarazioni ci sono da parte di qualche ministro che parla di quest'anno non venire incontro agli agricoltori, qualcuno parla di sospensione di cambiali agrari, qualche altro parla di sospensione di oneri tributari, però le posso dire la sospensione non paga, se poi io un altro anno devo pagarmi quelli di un altro anno e quelli di quest'anno, quindi forse sarebbe meglio un'esenzione quest'anno degli oneri tributari, dico, per quel poco che possono servire e per quel poco che possono fare da risparmio alla nostra agricoltura, ma i danni sono eccessivi, perché perdere il prodotto dopo un anno di sacrifici ce ne vuole di non pagare le tasse.